Alle 7:26 di martedì 30 maggio, buongiorno Sicilia da Michele Cucuzza e da Emanuela Corsi, buongiorno. Tra poco saranno nostri ospiti Enzo Trantino, il nuovo sindaco di Catania che con il 67,4% ha conquistato il suo incarico al primo turno, e avremo in collegamento anche Cateno De Luca, nuovo sindaco di Taormina, anche lui al primo turno vincitore con il 63,5%. Ma prima di tutto diamo un servizio di riepilogo delle elezioni. In Sicilia centrodestra avanti tutta, debacle dell'area progressista che salva l'onore riconfermando Tranchida a Trapani, il civico Cassì confermato a Ragusa, mentre a Siracusa si andrà al ballottaggio. Affluenza ancora in flessione, ha votato il 56,39% dei siciliani. Il vento del centrodestra spira forte anche sulle amministrative in Sicilia e la conferma arriva da Catania con Enrico Trantino che sbaraglia tutti, aggiudicandosi al primo turno la palma di sindaco. Il successo dell'avvocato penalista, 59 anni, sostenuto da Fratelli d'Italia, Prima l'Italia, Forza Italia, Noi con l'Italia, Grande Catania, Enrico Trantino sindaco per Catania, No Moderati DC e Noi con la Sicilia Popolari e Autonomisti, si è materializzato sin dallo spoglio delle prime schede, tanto che, a scrutinio in corso, il principale competitor, Maurizio Caserta, ha telefonato al vincitore per congratularsi, sostenendo però di andare avanti con una presenza in Consiglio Comunale e nella società. Debacle dell'area progressista con il centro-sinistra che salva l'onore con Giacomo Tranchida che viene riconfermato sindaco dopo un'entusiasmante sfida con Maurizio Miceli. Ragusa resta in mano a Giuseppe Cassì, oltre il 60% di preferenze, confermato alla guida del comune con il sostegno di 5 liste civiche. È stato apprezzato il lavoro compiuto in questi anni, ha detto, con i cittadini si è instaurato un rapporto di empatia. Come era prevedibile, anche per l'elevato numero di candidati, si andrà al ballottaggio a Siracusa con Ferdinando Messina che tra 2 settimane se la vedrà con Francesco Italia. Questa in sintesi l'analisi del voto nelle principali piazze siciliane chiamate alle urne per il rinnovo di sindaco e consiglio comunale. Sorprese e qualche conferma negli altri 11 comuni siciliani con più di 15.000 abitanti. A Licata, eletto sindaco Angelo Balsamo del centrodestra, nel catanese ad Aci Sant'Antonio si va verso il ballottaggio tra Quintino Rocca e Giuseppe Santamaria. Ad Acireale ballottaggio tra Roberto Barbagallo, lista civica, ed Antonino Garozzo, centrodestra. A Belpasso torna sindaco Carlo Caputo, ex presidente del Parco dell'Etna. A Biancavilla rieletto sindaco Antonino Bonanno con oltre l'80% dei voti, quasi un plebiscito. A Gravina di Catania rieletto Massimiliano Giambusso. A Mascalucia vince l'uscente Enzo Magra. A Piazza Armerina, nell'Ennese, si delinea il ballottaggio tra Antonino Cammarata e Massimo Di Seri. Nel Ragusano, a Comiso, eletta Maria Rita Schembari. A Modica vince Maria Monisteri, sostenuta da 4 liste civiche di area centrodestra. A Carlentini, nel Siracusano, Giuseppe Stefio, sostenuto dall'area progressista, è il nuovo sindaco con oltre il 72% dei consensi. A Taormina, Cateno De Luca batte nettamente l'uscente Bolognari e veste ancora una volta la fascia tricolore dopo averla già indossata a Messina, Santa Teresa e Fiume di Nisi. Per il leader di Sud Chiama Nord, bagno di folla in piazza e preghiera in chiesa. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, così in cielo così in terra. De Luca insieme con Trantino, nuovi sindaci rispettivamente da Taormina e a Catania, ricordiamo saranno tra poco nostri ospiti. A Palermo invece c'è grande preoccupazione tra i lavoratori dell'AMAP, c'è stato il blocco degli stipendi, i sindacati e i dipendenti hanno manifestato davanti alla prefettura chiedendo garanzie per il futuro. Vediamo. 33 anni è la prima volta che succede una cosa del genere. Quindi siamo preoccupati e vediamo cosa decide il prefetto. Che dico, prendersela con gli operai non è stato corretto. Lui è un lavoratore dell'AMAP preoccupato, come tutti gli altri suoi colleghi, per una situazione decisamente delicata che in questo momento attanaglia l'azienda municipalizzata Acquedotto di Palermo e che fornisce il servizio idrico nel capoluogo e in oltre 40 comuni della provincia. A rischio ci sono gli stipendi per 700 lavoratori, ma anche utenze e forniture. Sono i primi effetti dell'inchiesta sulle presunte irregolarità per ottenere un prestito dalla Banca Europea degli Investimenti. Il sequestro da 20 milioni congela le spese dell'azienda. Il blocco dei conti correnti determina un'impossibilità materiale di erogare gli emolumenti di maggio e se la situazione non si sblocca il problema si procrastinerà anche nei mesi successivi.
Quindi noi abbiamo già insieme alla Wiltec proclamato lo stato di agitazione, oggi ci aspettiamo delle risposte da parte delle istituzioni, da parte anche del Comune di Palermo. La soluzione la devono ricercare le istituzioni. Noi siamo qui perché vogliamo intanto difendere quelli che sono i diritti dei lavoratori e dei cittadini, perché l'azienda AMAP gestisce il servizio idrico in 47 comuni della provincia di Palermo e questa determinazione ha procurato e procurerà a breve un disastro di carattere socio-economico, ma lo potrebbe creare anche a carattere ambientale. La preoccupazione avvolge i lavoratori che ci dicono una cosa del genere non era mai successa, ci hanno sempre pagato puntualmente. Siamo, come dire, in allarme per diverse ragioni. Non era mai successo? Assolutamente no, non era mai successo, anche perché non è una cosa che dipende dall'azienda. È un procedimento penale, per cui diciamo è tutto da vedere. Preoccupazioni, sicuramente preoccupazioni, perché siamo un po' preoccupati. Lo stipendio è quello che ci mantiene, chi ha famiglia, chi ha problemi, chi ha mutui di casa, in questo periodo un pochettino pesante siamo abbastanza preoccupati. Si lavora per una soluzione per evitare disagi a lavoratori e soprattutto cittadini. E tra poco ci collegheremo anche con Palermo, con i lavoratori dell'ASAP, vedremo che atmosfera c'è questa mattina. Sono le 7.32, se ne parla sui quotidiani, Emanuela? Se ne parla in diversi quotidiani, per esempio ti faccio vedere all'interno di Repubblica Palermo di oggi: conti bloccati, l'AMAP in cerca di soldi, crediti e immobili, impegno per i giudici, palazzi di proprietà dell'azienda, 11 milioni dovuti dal Comune e dall'Istituto Autonomo Case Popolari, questi i beni offerti per scongelare la liquidità. Vertice in prefettura, incontro con i sindacati, l'obiettivo è salvare gli stipendi e proseguire la regolare erogazione dell'acqua. Allora andiamo a vedere la prima pagina invece di Repubblica Palermo, chiaramente è tutto dedicato alla politica e al voto. Catania e l'Isola alla destra, il PD si è fermato a Trapani, a Ragusa plebiscito per l'uscente Cassì, Siracusa e altre 3 città vanno al ballottaggio, e poi De Luca che fa poker a Taormina. Poker perché è la sua quarta sindacatura e quindi poker. E poi c'è l'intervista ad Enrico Trantino che stravince a Catania, dice governerò Catania come una partita di rugby. Andiamo a vedere all'interno, quindi cosa sta succedendo, cosa è successo. Siracusa, Acireale e le altre, ecco dove si gioca il secondo tempo, quindi verso i ballottaggi. Dei 15 comuni al voto con il sistema proporzionale sono 4 i centri nei quali si è concretizzata la prospettiva appunto del secondo turno. E poi si parla di affluenza, chiaramente i dati sono veramente sconfortanti. Tu pensa che ci sono 2 comuni addirittura che vanno sotto il 30%, sono l'Ercara Friddi in provincia di Palermo e Sant'Angelo Muxaro nell'Agrigentino, i 2 comuni in cui si è registrata appunto l'affluenza più bassa con meno del 30%. Ma andiamo a vedere invece nei 4 capoluoghi appunto siciliani cosa è successo. Gli eletti intanto sono Trantino a Catania, avvocato penalista, vince sostenuto dal centrodestra con il 64%, e poi c'è Cassia Siracusa, sindaco uscente, che si presentava da civico ed è stato rieletto con il 63% delle preferenze. Poi a Trapani elegge Tranchida. Solo a tarda sera il sindaco uscente ha avuto la certezza di questa rielezione con il 42,2%, quindi sindaco che rappresenta il centro-sinistra, unico comune, ricordiamo, e poi Miceli perde al photo-finish, era il candidato del centrodestra che ha sperato fino a notte ma poi si è fermato al 37,7%. Invece dicevamo che a Siracusa si giocherà al secondo turno, quindi si va al ballottaggio, in testa c'è Messina, candidato del centrodestra, che sfiderà l'uscente di Azione Francesco Italia. Quindi al momento sono al 32%, il primo al 24,5%. Poi che fine hanno fatto i 5 Stelle? Conquistano soltanto Paceco e perdono Pantelleria, e poi la Lega di Sudano e San Martino supera il 10% invece nel capoluogo etneo. Questi sono chiaramente i numeri, sono tanti i numeri di oggi riportati dai vari quotidiani. Per esempio andiamo sulla Sicilia, anche qui Sicilia soffia forte il vento del centrodestra, Catania incorona Trantino,
che dice responsabilità, Siracusa va al ballottaggio, il laboratorio civico di Cassì stravince a Ragusa. Licata premia Angelo Balsamo al primo turno, torna alla guida del comune dopo 10 anni, invece nell'Ennese sarà necessario lo spareggio a Piazza Armerina tra Di Seri e Cammarata. Nel Nisseno terzo mandato per Bancheri, a Delia e a Riesi vince invece Sardella. Poi è un po' l'uomo del giorno Trantino, che appunto ha stravinto in un capoluogo molto importante, quello di Catania. Appunto il racconto, lo spoglio è stato raccontato dal salotto di papà Enzo, che dice l'hanno votato anche da sinistra. Questo è l'articolo di Mario Barresi. Bella quella foto con la famiglia di Trantino, i figli, la moglie, molto bella. Si parla anche della moglie all'interno della Sicilia, ora vediamo. Poi in provincia andiamo a vedere Acireale, che deve scegliere tra Barbagallo e Garozzo, e poi conferme a Mascalucia invece è Gravina. A Taormina, come dicevi anche tu, il ritorno di Scateno De Luca che trionfa, è il quarto comune che amministrerà. E poi l'analisi, la fuga dalle urne, crisi dei partiti, globalizzazione e vincoli economici. Questo è molto interessante, te lo propongo tra poco. Intanto vediamo questo sì plebiscitario all'interno della Sicilia a Trantino. Ora un nuovo dialogo con la città. Effetto tridente, il nuovo sindaco dice la presenza dei leader è stato un atto d'amore per i catanesi. Li vediamo qui i leader alla vigilia appunto del voto, Giorgia Meloni con i due vice premier Salvini e Tajani, Lupi e poi Trantino naturalmente al centro, l'abbraccio appunto. Bello questo selfie, anche questo ti ha portato bello. Fortuna, ha detto gli riconoscete. Assolutamente sì. E poi anche la prima pagina di Catania naturalmente dedica l'apertura a Trantino, un trionfo annunciato, qui lo vediamo nell'abbraccio con la moglie, rispettati in pieno i pronostici della vigilia elettorale, centrodestra senza avversari, agli altri restano. Sentiamo Caserta, che è lo sconfitto del centro-sinistra, cosa dice? Caserta dice orgogliosi di aver fatto tutto in modo pulito e trasparente, pronti a collaborare ma non faremo sconti sul senso delle istituzioni. E poi ci sono anche le parole degli outsider che sono lontani dal 5%, quindi dallo sbarramento per poter entrare in Consiglio. Ancora all'interno, nella pagina diciamo di Catania, dedicata alla provincia di Catania, anche qui un'altra bella foto. Ecco. C'è tutto il gruppo naturalmente di sostenitori ma anche di istituzioni, vediamo per esempio il presidente dell'Ars Galvagno. Attesa e prudenza, ma poi esplode la festa, Catania merita un sindaco come Enrico. Nel quartier generale di Trantino, folla di sostenitori, alleati e cronisti, il comune è in dissesto, scherza lui, ergo un bacio 5 euro, un autografo 10. Molto carina. Si monetizza in qualche modo. E poi c'è la nuova signora di Palazzo degli Elefanti, diamo una nota rosa anche a questa rassegna stampa, incredibile ma vero, orgogliosa di mio marito. Qui vediamo Tiziana, appunto la moglie. Come si chiama la signora? Tiziana. Tiziana, un blazer verde, scrive la Sicilia, orecchini di pietre dure in pandan e occhi castano chiari che brillano di felicità. Poi vediamo invece come l'hanno presa gli sconfitti, una città senza memoria che ha votato premiando la politica che l'ha distrutta. Gli outsider ai catanesi piace così, poi non dovranno lamentarsi. Astensionismo alle stelle, ora la politica ne deve tenere conto, e il candidato De Luca dice sbarramento lontano, ma mi sono difeso bene. Allora, le parole dei 5 che non ce l'hanno fatta, a parte chiaramente Caserta. Drago dice via Etnea affollata e seggi vuoti domenica. L'altro candidato Giuffrida, temo una città rassegnata, cosa drammatica. Lipera dice ho fatto di tutto per convincere la gente a votare. Savoca, il candidato di De Luca, dice auguri a Trantino, spero che faccia meglio di Pogliese, del suo predecessore. E poi Zappalà dice qui piacciono i rifiuti per terra e il verde non erano curato. tutti venuti qui a Buongiorno Sicilia, compreso lo stesso Trantino, sono stati tutti nostri ospiti.
Esatto. E poi vediamo ancora, sempre sulla Sicilia, stravincono centrodestra e liste civiche nell'isola, il campo largo è ancora stretto. Questa è un'analisi generale per quanto riguarda appunto il voto siciliano. Senza storia i risultati di Catania e di Ragusa, a Portopalo la sfida tra due donne vinta da Rachele Rocca. Solitaria la corsa alla poltrona per 7 sindaci che hanno già indossato la fascia tricolore, mentre la provincia iblea è l'unica a chiudere al primo turno le elezioni nei 4 comuni chiamati alle urne. E poi se abbiamo tempo ti faccio vedere questa notizia. Perché l'astensionismo? Secondo questa analisi i sindaci sono in bolletta e hanno meno strumenti, e Chi quindi lo dice questo? Vediamo. questo lo dice, te lo dico subito, Giancarlo Poi Domani, professore associato di storia contemporanea nel Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell'Università di Catania, che fa un'analisi appunto perché un elettore su 2 non si rega più alle urne. Democrazia matura? No, le cause sono altre. Tra queste c'è anche il fatto, vediamo se riesco a individuare subito il punto, la gente una volta andava a votare, ecco questa è interessante, andava a votare perché c'era anche non tanto un volgare do ut des, o non solo quello, c'era quella spinta ad andare a votare perché esisteva una classe dirigente che in cambio ti poteva portare qualcosa dal punto di vista economico. La classe dirigente odierna, che ormai è al governo da parecchi anni, non può più garantire molto, ha margini di manovra molto minori, e questo spiega perché c'è una sorta di disaffezione. Quindi diciamo, questa è l'interpretazione di questo professore. Mentre... hai ancora 5 minuti, hai voglia, puoi fare un sacco di roba. E allora vediamo invece sul messinese, quindi quante foto. Gazzetta del Sud, si parla di De Luca, chiaramente De Luca a Taormina, Mancuso invece vince a Sant'Agata, a Catania a Trantino, a Trapani c'è il Tranchida bis, a Ragusa il centrista Cassì, e il ballottaggio invece a Siracusa. Vediamo le foto che sono. Allora De Luca è quello, vabbè, si riconosce. De Luca, poi vediamo Bruno Mancuso con i suoi sostenitori sotto De Luca, e poi che ha vinto a Sant'Agata Militello, poi Gianni Pino, eccolo qua, e Mario Malfa, la Malfa, e poi, anzi scusami, sotto sono questi due, e poi invece in alto ci sono Pippo Lombardo che ha vinto a Roccalumera e Matteo Fancilia. Poi vince la destra, ecco, l'analisi diciamo del voto nazionale, vince la destra tranne che a Vicenza, poi lo vedremo meglio appunto negli altri quotidiani. Senza storie e ballottaggi nei capoluoghi, Meloni niente più roccaforti. La Premier e Salvini esultano soprattutto perché hanno espugnato, se possiamo dire così, Ancona. I Dem invece registrano e riflettono. Poi si è votato anche in Spagna. Si è votato in Spagna, è molto interessante anche questo perché anche lì soffia un vento di destra. Amministrative queste sì. Della Spagna. Sanchez sconfitto, Sanchez socialista sconfitto, anticipa le politiche di 5 mesi dopo questo voto alle urne il 23 luglio, poi lo vedremo meglio appunto anche nella stampa nazionale. E ancora, sempre all'interno della Gazzetta del Sud, non si parla di politica, ti facevo vedere questa notizia perché ne abbiamo parlato tanto, di quel bambino, se ti ricorderai, a Paceco, quel bambino abbandonato che è stato trovato nelle campagne. Sono stati arrestati i genitori, Paceco in provincia di Trapani, sono stati identificati dopo un anno, la conferma dall'esame del DNA eseguito dal RIS di Messina. Leggiamo le prime righe. I carabinieri hanno arrestato con l'accusa di tentato omicidio in concorso un giovane di 19 anni e una ragazza di 16, quindi una bambina. Sarebbero i genitori del neonato abbandonato lo scorso anno in una campagna a Paceco. Mamma mia, che storia terribile. Trapani. Era stato trovato da un contadino. E poi il Giornale di Sicilia, invece anche qui l'onda lunga Meloni-Schifani, il voto in Sicilia rafforza il dato di politiche e regionali, si apre il caso Trapani dove Tranchida vince al photo finish col sostegno della Lega a Palazzo d'Orléans. Questo effettivamente è un fatto singolarissimo, che la vittoria del candidato di centrosinistra
con il sostegno della Lega. È curioso, effettivamente è un fatto molto curioso. Abbiamo ancora un minuto, c'è ancora qualche altro quotidiano? Restiamo sempre qui, anche qui vediamo l'AMAP, esplode la protesta, certo. I dipendenti in strada, non possiamo vivere, lo abbiamo visto anche ai nostri microfoni, il sequestro di 20 milioni, sit-in in via Cavour. 20 milioni sequestrati per decisione della Procura europea, tra poco ci collegheremo proprio con i lavoratori dell'AMAP di Palermo. Facciamo una breve pausa, state ancora con noi perché dobbiamo vedere insieme con Emanuela Corsi i quotidiani nazionali. Buongiorno Sicilia è il giorno dopo delle elezioni. State con noi. 7:48, buongiorno Sicilia, il giorno dopo le elezioni ci sono stati i ballottaggi a livello nazionale, oltre che poi il voto nella nostra regione Sicilia e in Sardegna. Allora, con Emanuela Corsi vediamo i quotidiani nazionali che parlano appunto innanzitutto di questo, ma non solo. Sì, si fa chiaramente un po' la conta di quanto accaduto e anche un'analisi. Allora, il Corriere della Sera, per esempio, scrive vittoria netta del centrodestra. A Catania, Trantino di Fratelli d'Italia eletto al primo turno, Schlein convoca la segreteria, un errore, correre da soli. 5 ballottaggi su 7, strappate Ancona e Brindisi dal centrodestra, la Meloni parla di dato storico, il PD prende soltanto Vicenza. Questo è un po' il quadro generale di Vediamo quello che anche quella fotonotizia che è una cosa molto grave. Sì, quello che è successo nel Kosovo, Molotov sui soldati italiani, ci sono 14 feriti tra militari della NATO e manifestanti serbi. Pensate, 14 feriti è un bilancio veramente molto grave, questa è una manifestazione di protesta dei serbi contro probabilmente la presenza delle truppe, diciamo, della NATO, perché lì ci sono truppe NATO. E dice anche una cosa molto interessante il Corriere, gli sforzi diplomatici, e parla di una piaga ancora aperta. Certo c'è la guerra in Ucraina, ma il futuro dell'Europa dipende anche da quanto accade in uno spicchio di terra spesso dimenticato. Altre notizie, la cronaca, 16 anni, accoltella la prof per le note e un voto basso. Accade nel milanese, aveva una pistola finta, minacce ai compagni. Che è vicinissimo a Milano, sì. una cosa da pazzi. Sì, a 16 anni con un coltello da caccia ferisce l'insegnante di storia italiano che voleva interrogarlo. Colpita 6 volte a un braccio, paura appunto in una scuola di Abbiate. Mamma mia, cominciamo a vivere atmosfere americane, per modo Però di dire. c'è il commento del ministro Valditara appunto che dice ma non siamo negli Stati Uniti, ma sostanzialmente un po' è quello il clima della violenza. Poi andiamo a vedere invece le urne, ecco cosa è successo. Vediamo un po'. Meloni marca la distanza, l'effetto Schlein non c'è, è una sfida mai partita. Cosa dice sopra? Vediamo allora, sopra vediamo intanto la segretaria, una sconfitta netta, da soli non si vince, sono le parole della Schlein, serve più tempo. Nel primo turno in Sicilia, Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia si impongono a Catania. Qua c'è una cartina che fa un po' il riassunto di quanto accaduto nelle principali città. In blu, non so se si vede bene da casa, diciamo quelli cerchiati in blu sono tutti quelli del centrodestra. In rosso vediamo soltanto Vicenza, ecco, dove ha vinto Giacomo Possamai, l'unico rappresentante del centro-sinistra, mentre invece a Ragusa è un rappresentante appunto delle liste civiche. Andiamo a Repubblica, il vento della destra. Ai ballottaggi la coalizione di governo vince con ampio margine e si aggiudica 5 capoluoghi su 7. Oltre a Catania, Ragusa e Trapani al primo turno, la sinistra si ferma a Vicenza. Schlein, anche qui da soli non si vince, la Meloni festeggia pensando al premierato. Le roccaforti rosse non esistono più. Cioè, Vicenza e Ancona sono state conquistate tutte e due dal centrodestra. Sì, e poi la Spagna al voto anticipato dopo il tracollo socialista che apre la strada a Popolari e Vox. Anche qui vediamo Kosovo,
battaglia tra serbi e soldati NATO, feriti 14 alpini del reggimento Aquila. E vediamo queste immagini che sono molto inquietanti, i manifestanti serbi che aggrediscono appunto la polizia kosovara e i militari della KFOR, e poi l'analisi: 20 anni di odio e patti traditi. Non se n'è più parlato in questi anni effettivamente, ma c'è un problema anche lì. Andiamo a vedere all'interno invece in primo piano il voto nelle città. Ho scelto tra le tante pagine questa perché parla anche di Catania. Intanto Siena e Pisa, la destra trionfa in tutta la Toscana, la festa di Fratelli d'Italia in Piazza del Campo, nella città del Palio pesano le divisioni a sinistra, PD male anche a Massa e Campi, Bisenzio battuto da Sinistra Italiana e Movimento 5 Stelle. Ora la destra punta la regione. E poi a Catania anche la Premier ha il suo fortino e il vincitore invoca già l'esercito, che sono parole dette proprio qua in studio da te. Trantino, ex legale di Dell'Utri, sbaraglia il PD a spingerlo gli uomini che nel 2004 aiutarono Meloni a scalare la leadership dei giovani di Alleanza Nazionale. Trantino lo aspettiamo, fra pochissimo sarà qui di nuovo ospite e festeggerà la sua sindacatura al primo turno con noi. E poi la Spagna, anche qui è interessante questo voto. L'azzardo di Sanchez scrive: Repubblica, dopo il tracollo socialista la Spagna torna al voto. Il premier sconfitto dalle amministrative scioglie il Parlamento e convoca le elezioni per il 23 luglio. Punterà sul rapporto con Yolanda Díaz. I popolari dovranno negoziare con l'estrema destra. Vedete tutto questo fermento in Europa perché in vista delle europee, nel 24 si vota per le elezioni europee compresa l'Italia, e quindi dappertutto dove si vota i partiti cercano un nuovo assetto di ridarsi nuove chance, nuove possibilità. Vediamo. La Stampa di oggi: Meloni stravince, al PD solo Vicenza, la Premier, il buon governo paga, Schlein da soli si perde. Parla Tajani, centro decisivo, ballottaggi a senso unico, il centrodestra espugna Ancona e si conferma a Siena. Dem male anche in Sicilia, lo abbiamo appunto visto e raccontato. Descrizione perfetta. E poi il commento: la destra travolge una sinistra suicida. A proposito di questo vi faccio vedere una prima pagina che è carina, cioè nel senso fa sorridere. Il titolo del Fatto Quotidiano: morituri te salutant. Loro praticamente cosa fanno? Mettono i tre del fronte insomma progressista contro la Meloni e scrivono: ballottaggi, trionfano le destre, effetto Schlein a rovescio. Poi questo perché il Fatto Quotidiano vicino ai 5 Stelle dice che la colpa è della Schlein. La Schlein, avete sentito poco fa, ha detto abbiamo perso perché eravamo soli, cioè perché i 5 Stelle non si sono messi con noi. Quindi, come vedete, anche l'interpretazione della sconfitta li divide. 6-1 nei capoluoghi, il PD perde la Toscana e Ancona, a Brindisi giù Movimento 5 Stelle e centrosinistra, pure la Sicilia va a destra, ai Dem solo Vicenza, ma con un sindaco lettiano. Poi vediamo il Messaggero, anche qui chiaramente il centrodestra vince nelle città, è un fatto raccontato da tutti, dominati i ballottaggi ad Ancona, Siena, Pisa e già presa Catania, Meloni premio al governo, la sorpresa Bandecchi, sindaco a Terni, Vicenza al centro-sinistra, ma per Schlein è una batosta. Qui anche vediamo i risultati di questi ballottaggi, come possiamo vedere in azzurro vediamo tutti gli uomini del centro e le donne del centrodestra, in rosso quelli del centro-sinistra e gli sconfitti, nella parte alta ci sono i vincitori e poi sotto invece gli sconfitti. Poi andiamo anche qui il Messaggero, insomma di questo fatto se ne è parlato tanto un po' in tutti i quotidiani, questa storia di questo ragazzino, ti devo interrogare, lui accoltella la professoressa Abbiategrasso, il 16enne, poi minaccia i compagni con una pistola finta. E Valditara chiede gli psicologi a scuola. Anche qui il Kosovo, scontri in piazza, feriti 14 militari italiani. Il giornale di oggi, la lettura è questa.
la Schlein rottama il PD, centrodestra a valanga, comunali 10-4 per la coalizione di governo, flop Dem e 5 Stelle, Berlusconi e Salvini, grande soddisfazione, Meloni consenso tra gli italiani. E poi la Spagna, la destra vince le elezioni, Sanchez come Elli, quindi sconfitto in questo senso. Esatto. Kosovo, Molotov sui soldati NATO, 14 italiani feriti, scontri con i manifestanti serbi. E anche qui, se ci fai caso, un po' l'impostazione di tutti i giornali è questa, voto, chiaramente gli scontri e poi accoltella la prof e minaccia i compagni, lo studente punta la pistola finta e poi si arrende. Libero, vediamo qui, Ciaone a Elli, centrodestra a valanga, PD travolto nei comuni, vince a Vicenza dove alla Schlein era stato detto non venire e lei scarica le colpe sul partito. E poi vediamo ancora altri quotidiani, vediamo il Manifesto. Vediamo. Hai ancora un paio di minuti abbondanti. Sì, il Manifesto mette, ecco, questa foto della Meloni, Ancona tu, quindi il dato di Ancona. È un bel gioco di parole, sì. ancora tu, perché ha vinto ad Ancona che era una roccaforte di sinistra, diciamo. La destra conquista Ancona e Brindisi, il PD fallisce la riconquista delle città toscane, Meloni esulta, Salvini ironizza su questo effetto Schlein, la leader Dem sconfitta netta e striglia Conte, ricostruire un campo non è un compito nostro. No, non è solo, cioè lei dice ci avete lasciati soli, questo è il suo ritornello, mentre viceversa i 5 Stelle, abbiamo sentito prima, dicono che insomma la colpa è sua. Ai critici interni non si cambia in 2 mesi. E poi vediamo un altro, per esempio, Il Tempo, ecco, anche qui dedica ad Elly Schlein, poverelli. Poverelli, È carino, altro il gioco di parole, bello. Tsunami del centrodestra anche nei comuni, ai ballottaggi finisce 6-1, Amplen nel Lazio 4-0, Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia senza rivali, Batosta Dem pure in Sicilia, Meloni si gode il successo, premiato il buon governo, la segretaria PD, KO netto. E la foto, vediamo Vuoi un po'? vedere il tempo di Osho, sinistra sconfitta anche in Spagna, si dimette Sanchez, idolo di Schlein. Pure Valencia amo perso. Però abbiamo vinto a Vicenza, dice lei. Osho, va bene. Poi vediamo. Ultimo minuto, La Nazione, dai, andiamo alla Nazione, comunali, trionfo del centrodestra e poi questa fotonotizia, terrore in classe. Mamma mia, guardate. Sì, questo era il coltello con cui ha aggredito l'insegnante, incredibile. Quella era una pistola a giocattolo, ma il coltello è vero purtroppo, sì. l'ha ferita La professoressa è grave, c'è scritto. Terribile. Dove è successo questo? Ad Abbiate Grasso. Ad Abbiate Grasso. Ci fermiamo qua con i quotidiani. Fra poco la giornata senza tabacco. Attenzione, e con Catania capitale nazionale e internazionale di questo movimento importantissimo che appoggiamo pienamente perché si smetta di fumare. State con noi, dopodiché ci saranno i sindaci eletti al primo turno, Trantino e De Luca. Buongiorno Sicilia. A fra pochissimo. Un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nel corso della giornata di martedì ampi spazi di cielo sereno al mattino sulla nostra penisola, ma nella seconda parte del giorno segnaliamo la possibile formazione di qualche temporale sull'arco alpino e lungo la dorsale appenninica. Un po' di instabilità interesserà nella seconda parte del giorno anche la Sicilia, specie i settori interni, con fenomeni anche in sconfinamento sulle zone limitrofe. Temperature massime che non subiranno particolari variazioni, valori che potranno ancora raggiungere i 24-25 gradi con clima mite e gradevole nelle ore centrali della giornata. Ancora un po' di instabilità insisterà nella giornata di mercoledì, sempre sui settori interni e sulle coste settentrionali, con fenomeni localmente anche a carattere temporalesco, ma in forma isolata e di breve durata. La ventilazione debole, con mari prevalentemente calmi. Temperature senza particolari variazioni, solo il lieve rialzo di qualche grado, con valori massimi sempre intorno ai 24-25 gradi. Ulteriori dettagli ed approfondimenti vi attendono sull'app di Trebi Meteo. 8 minuto, eccoci qua. Allora, oggi è la giornata senza tabacco. Nel mondo, pensate, ci sono 1 miliardo di fumatori, siamo 8 miliardi, 1 su 8 fuma. Catania oggi è considerata la capitale mondiale della ricerca antifumo perché a Catania ha sede il COEAR,
che è il centro di ricerca multidisciplinare che studia soluzioni scientifiche innovative. Tra poco sentiremo perché, per la riduzione del danno del fumo. Un convegno annuale organizzato dal COEAR in collaborazione con la Lega Italiana Antifumo. Questa è la 6ª edizione, si tiene per gli interessati nell'aula magna del Palazzo Centrale dell'Università di Catania e noi siamo collegati con il direttore del COEAR, il professor Giovanni Di Volti. Buongiorno professore e benvenuto. Buongiorno dottore, grazie per il graditissimo invito. Ecco, prima di dirci quali sono le soluzioni innovative che come COEAR voi proponete, facciamo rapidamente un quadro che non è certamente allegro perché si continua a fumare, 1 miliardo di fumatori abbiamo appena detto, è vero? Purtroppo sì, e il dato ancora più allarmante, caro dottore, è il fatto che la maggior parte di questi fumatori si trovano nei paesi in via di sviluppo, dove le politiche sanitarie sono veramente indietro e questo ovviamente comporta una gravissima disparità nella qualità di vita di queste persone. Però quindi, nei paesi cosiddetti più evoluti o più ricchi, diciamo come i nostri, tra virgolette, adesso c'è sta moda di svapare, anche quello fa male o no? Allora, parliamo chiaramente, dottore, noi parliamo di riduzione del danno. È chiaro che la cosa migliore che possa fare una persona che fuma la sigaretta o utilizza un prodotto a tabacco riscaldato, la sigaretta elettronica, è smettere di utilizzare qualsiasi cosa. Il problema qual è? Che chi fuma la sigaretta tradizionale non riesce o non vuole smettere di fumare. Soltanto il 20% allo stato attuale, con tutti i potenti mezzi che abbiamo a disposizione, farmacologici, psicologici e quant'altro, riesce a smettere di fumare. Cosa diciamo all'altro 80%? Non possiamo lasciarli continuare a fumare e allora qual è la nostra proposta? Utilizzare un prodotto a rischio ridotto, ossia un prodotto che non è magari completamente innocuo al 100%, ma i dati del COIER e tanti altri ricercatori nel mondo dimostrano essere l'80% meno tossico della sigaretta tradizionale. Certo. È un po' come mettersi la cintura di sicurezza quando si va in macchina. È giustissimo, adesso ci arriviamo e magari ci aiuterà un po' a capire meglio. Tra l'altro questa diffusione del fumo è vero che fa presa ancora molto sui giovani? Allora, diciamo che la riduzione del fumo di sigaretta tradizionale è stata significativa e questo è stato dovuto grazie a una straordinaria legge che è stata la legge Sirchia. Oggi molti giovani, anziché utilizzare la sigaretta tradizionale quando vogliono avvicinarsi al mondo del fumo, iniziano a utilizzare prodotti a tabacco riscaldato, la sigaretta elettronica. Però la domanda è, se non ci fossero stati questi device, quanti avrebbero cominciato con la sigaretta tradizionale, che certamente è molto più dannosa? Il messaggio che noi dobbiamo dare è che nessuno di questi device dovrebbe essere utilizzato da chi non fuma niente. Però certo che chi fuma la sigaretta dovrebbe essere a conoscenza che ci sono delle alternative, se non vuole non può smettere di fumare. Parliamo delle soluzioni innovative che voi come COEAR proponete, professore. Dunque, ovviamente qua abbiamo diverso tipo di popolazione in questione. Abbiamo persone che fumano la sigaretta tradizionale. Noi abbiamo presso il Policlinico Universitario di Catania un importantissimo e attivissimo centro antifumo a cui si può rivolgere chiunque, ovviamente a titolo gratuito, è come una prestazione sanitaria a tutti gli effetti, come quando si va in ambulatorio in un ospedale normale, e a quel punto i nostri specialisti permettono di avere diverse opzioni che ovviamente vengono personalizzate a secondo dei casi. Quindi abbiamo un approccio che può essere solo quello psicologico, un approccio che può essere quello della terapia sostitutiva, ossia con cerotti alla nicotina, che però nella stragrande maggioranza dei casi fallisce, perché parliamoci chiaramente, dottore, chi fuma perché gli piace, vuole tenere la sigaretta tra le mani, fuma perché è dipendente dalla nicotina, e allora in quel caso
proponiamo un prodotto a rischio ridotto come la sigaretta elettronica o il tabacco riscaldato, nella speranza che poi via via possiamo ridurre la quantità di nicotina fino a divezzare, come si dice in gergo tecnico, cioè fare smettere di fumare il paziente nella maggior parte dei casi. Purtroppo, come le dicevo, nel 20% soltanto riusciamo ad avere successo. Utilizzando un prodotto a rischio ridotto, la percentuale che poi smette di fumare a 5 anni sale leggermente, però purtroppo siamo ancora lontani da quel famoso 30% che ce l'avamo imposti entro il 2030. Purtroppo l'impressione è che non si facciano più campagne antifumo, si fanno campagne su un sacco di cose importanti, utili, eccetera, ma per smettere di fumare mi pare che non ce ne siano. Guardi, purtroppo non ci sono perché, come le ho detto poc'anzi, è una battaglia forse persa in partenza, perché è un po' come la campagna contro le droghe. Chi utilizza sostanze stupefacenti non vuole smettere di fare uso di queste sostanze perché gli piace, perché sente lo sballo e quant'altro. Quindi purtroppo al momento attuale, fino a quando non inventeranno una bacchetta magica che ci permetterà di far smettere completamente, mi auguro che la inventino presto, l'unica possibilità che noi abbiamo è fare una diagnosi precoce delle patologie che sappiamo essere associate al fumo di sigaretta e cercare di ridurre al massimo il rischio di sviluppare patologia. Non c'è altro al momento che possiamo fare. La mancata bacchetta magica è la dipendenza, è una dipendenza psicologica o una dipendenza fisica, professore? Fisiologica? Entrambe, dottore. Io, guardi, le porto il mio caso recente di mamma che è stata ricoverata purtroppo a causa di una grave infezione. Mamma è una fortissima fumatrice di sigaretta tradizionale, è stata 14 giorni in ospedale. La prima cosa che mi ha chiesto appena è tornata a casa, ha lottato tra la vita e la morte, la prima cosa che mi ha chiesto appena tornata a casa è stato: accendimi una sigaretta. Quindi lei, più che la patologia, ha sentito l'astinenza della nicotina durante il suo soggiorno in ospedale. Quindi questo mi ha fatto capire ancora di più quanto sia forte la dipendenza da questa patologia. Ecco, oltre a questa dipendenza che purtroppo in famiglia da lei ha avuto un esempio, diciamo, clamoroso e drammatico, ci dispiace, sta meglio adesso sua mamma, speriamo, no? Sì, grazie dottore. Ci mancherebbe. Ma invece quali sono i guai cui si va incontro? Spiegamoli un po' bene, perché così magari i fumatori, oddio, saranno pure dipendenti, però sentono anche, come dire, guardi, la paura. Purtroppo le abbiamo provate tutte. Io non fumo, non so se lei ha mai fumato o comunque le è mai capitato di... No, io sono un ex fumatore tranquillo, che sta benissimo. Ha detto benissimo, dottore. Lei non avrà mai smesso di fumare, ma sarà sempre un ex fumatore. Questo è un altro concetto su cui batteremo molto domani, perché purtroppo chi ha fumato per tanto tempo non sarà mai come una persona che non ha mai fumato nella sua vita. Però questo è un concetto molto complesso, ma domani lo affronteremo con gli esperti. Però si può riuscire, perché io che non sono così straordinariamente forte dal punto di vista psicologico, ce l'ho fatta. Assolutamente, ci vogliono soltanto le motivazioni. Purtroppo, le dico, i numeri sono chiari, soltanto il 20% riesce a smettere di fumare. Tra l'altro questo numero è un numero importante nei centri come il nostro, dove c'è un approccio multidisciplinare, come lei diceva, con un approccio innovativo. In altri centri in cui magari si va e si propone soltanto il cerotto o un approccio psicologico, questa percentuale scende significativamente. Fuori dai pacchetti di sigaretta vengono riportate tutte le patologie a cui si può andare incontro: causa l'impotenza, causa il cancro alla gola, causa il cancro ai polmoni, causa le malattie cardiovascolari. Il problema è che chi fuma continua a fumare nonostante sia a conoscenza di queste problematiche molto importanti. Anche la disfunzione erettile, dottore. Ecco. La gente, i maschietti se ne fregano anche del problema della disfunzione erettile pur di fumare. Qui c'è scritto infatti virilità meno 30%. Per chiudere, dottore, il convegno, poco fa ho detto oggi, in realtà è domani, è la conferenza nazionale sulla riduzione del fumo. In due parole, i partecipanti a questo convegno che si tiene all'Aula Magna del Palazzo Centrale dell'Università di Catania domani, non oggi, domani.
Domani mattina alle 8:30 saremo riuniti e ci saranno ovviamente tutti i membri del COIAR che ho il piacere e l'onore di dirigere, fondato dal professor Riccardo Polosa, ma ci saranno anche dei big che provengono dall'Australia e anche dal Messico. L'Australia, ci tengo a precisare, che rappresenta uno Stato in cui l'introduzione dei prodotti a rischio ridotto ha consentito di ridurre, così come già è successo in Inghilterra, in Giappone e in Svezia, del 5% l'incidenza, la percentuale di persone che fumano. In Svezia ci sono ogni anno 350.000 morti in meno grazie all'introduzione dei prodotti a rischio ridotto. Quindi immaginate una città come Catania che viene salvata ogni anno grazie all'utilizzo di questi device. Speriamo che la conferenza nazionale per la riduzione dei danni del fumo di domani possa dare un contributo importante in questo senso. Ringraziamo. Noi lavoriamo per questo, dottore. Non abbiamo dubbi, certo. Grazie professor Giovanni Livolti, appuntamento domani all'Università di Catania alle 8:30. Adesso facciamo una breve, ecco qua, questo è il poster, facciamo una breve pausa e tra poco Trantino e De Luca, sindaci al primo turno, hanno stravinto a Catania e a Taormina e saranno ospiti di Buongiorno Sicilia. State con noi. Buongiorno Sicilia, buongiorno al nuovo sindaco di Catania, il sindaco Trantino eletto ha stravinto al primo turno con il 67,1, è giusto? Non lo so, non sono aggiornato sull'ultimo dato. Comunque ha battuto tutti quanti ed è al primo turno il nuovo sindaco di Catania, noi siamo contentissimi di averla, le facciamo i nostri complimenti. Come ha festeggiato? No, non ho festeggiato e non intendo festeggiare. Deve prevalere il senso di responsabilità. C'è una città che vive una condizione di sofferenza e pertanto credo che non gradirebbe affatto che qualcuno pensasse di trionfare in un momento in cui ci vuole moderazione nei comportamenti anche per essere credibili. Caspita, incassiamo con grande attenzione e rispetto. L'attenzione è comunque alta, intorno a 52, una cosa del genere. Sì. Se l'aspettava così alta, non è il segno, siamo più di 1 su 2, però diciamo che ha votato, è poco sotto l'1 su 2. Non è il segno del fatto che la gente dice ma in fondo non cambia niente, siamo sempre là e così. Ma guardi, il problema intanto è un dato omologo a quello di 5 anni fa, di 4 anni e mezzo fa, in tendenza con il dato nazionale, dopodiché bisogna verificare da cosa dipende, perché non so se dipende solo da uno stato di demotivazione dell'elettorato o se invece incidono anche altri elementi, quale per esempio un mutato rapporto fra i giovani e il mondo politico. E quindi se c'è una diversa consapevolezza rispetto al valore che la politica deve in qualche modo avere nell'universo giovanile, dove non è avvertita, in cui non è avvertita come lo strumento per governare i processi decisionali, ma come qualcosa di estraneo rispetto alla realtà che i nostri ragazzi attraversano. Loro oramai non leggono più i giornali e l'altra volta dicevo la realtà loro non la guardano più in 16 noni ma la guardano in verticale, perché oramai gli strumenti di comunicazione sono i social, esatto. E quindi tutto attraverso... Quindi è su questo che lei insisterà allora? Beh, certamente, anche su questo è naturale, questo è un tema che dobbiamo affrontare, è più un tema di natura sociologica e antropologica, ma che deve comunque essere affrontato. Ma c'è un rimedio? Sarei assolutamente presuntuoso se dicessi di sì, nel senso se dicessi di sapere qual è. Ci deve essere. Naturalmente dobbiamo avvicinarci a loro, cercando anche di fare in modo che loro si avvicinino a noi. Arrivano i soldati a Catania allora? È una delle richieste che ho fatto, si sta già studiando attraverso quale strumento poter mandare qualche unità
più di qualche unità, che sia dell'esercito che sia dei carabinieri, per rinforzare l'organico almeno per un breve periodo. Quindi una specie di Vespri siciliani in chiave catanese? Esatto, in qualche modo assomiglierà all'operazione Vespri siciliani, con la sola differenza che non saranno solo a tutela di presidi sensibili, ma noi chiederemo che possano loro girare per il territorio. Quindi per dare quella sicurezza che tante volte abbiamo detto mancare qua e là nella città di Io Catania. direi per dare la presenza dello Stato, per dare la presenza delle istituzioni. Bene. Questa è una conferma importante, era stato da noi che l'aveva anticipato, poi ne avevamo discusso con i suoi colleghi competitor. Conferma la squadra che è stata annunciata all'inizio, dico io i nomi: Parisi, Caruso, Guzzardi, Porto, Chiari, come assessori? No, Chiari, è il Chisari. Chiedo scusa, l'appunto preso in fretta. Chisari. No, Caruso sicuramente no, perché sarà poi sostituito, già si sapeva che era una designazione pro tempore, quindi ancora dobbiamo parlare. Perché lui è il commissario regionale di Forza Italia, quindi forse è per questo che ha un incarico già importante. Esatto. Per il resto gli altri sì, più o meno. Assolutamente sì, ora poi chiaramente integreremo la squadra. Io stesso sto facendo delle valutazioni un poco diverse da quelle che ho fatto fino a qualche giorno fa, perché dobbiamo prendere coscienza del fatto che la condizione sociale ci impone anche un diverso sviluppo dell'azione politica, e quindi quando parliamo di tutela di chi è rimasto indietro dobbiamo anche avere massima considerazione e rispetto e cercare in qualche modo di dare delle risposte. Sì, Sindaco Trantino, allora lei ha detto che amministrare Catania sarà un po' come giocare una partita di rugby. Intanto spieghiamo perché proprio il rugby e poi come saranno questi 5 anni, anche perché consideriamo che Catania, diciamo, non vive una situazione florida dal punto di vista economico. Sì, per quanto riguarda la sua prima domanda, il rugby così come la maratona sono le mie metafore di vita, per averle vissute sportivamente, ma per avere anche da esse tratto insegnamenti che mi hanno veramente consentito di comprendere i lati più reconditi dell'esistenza. Il riferimento al rugby è semplicemente perché chiunque conosca le regole sa che nel rugby la palla si passa all'indietro e chi va a segnare, chi è che viene portato nell'area di meta, e più delle volte dalla mischia, quindi è tutta quanta una squadra che deve muoversi insieme per far segnare chi ha la palla, ma bisogna muoversi con movimenti coordinati, bisogna spingere tutti, bisogna avere la forza per andare avanti, perché da solo non vince nessuno. Per quanto riguarda poi l'altra sua domanda, che ho già dimenticato, tra 5 anni che Catania avremo? I conti anche un po' del comune. Visto anche i conti, appunto, giustamente. Allora, per quanto riguarda i conti del comune, noi abbiamo una condizione particolare, nel senso una forte sofferenza sulle risorse ordinarie, che sono quelle che dovrebbero consentirci le spese correnti, le spese di manutenzione, le spese di personale per cui non possiamo assumere. Abbiamo delle forti potenzialità per quanto riguarda le risorse comunitarie. Dobbiamo trovare un equilibrio fra questi due sistemi che molto spesso non comunicano fra loro, e io mi auguro anche che ci sia un aiuto del governo centrale per cercare di risolvere alcuni temi che ci vedono fortemente penalizzati, come appunto dicevo prima quello del personale. Noi non possiamo vivere a Catania con 120 vigili effettivi su una dotazione organica di 900 di cui avremmo bisogno. Invece siamo a 120 effettivi. 120 effettivi su 900, quindi sarà una delle prime iniziative. Certo. Adesso, prima di chiederle qualche altro dettaglio, lei sarà stanchissimo naturalmente, lo immaginiamo, volevo farle salutare un altro nuovo sindaco che è alle sue spalle, ma lei lo può vedere nello schermo grande, che è Cateno De Luca. Buongiorno sindaco, benvenuto. Complimenti, De Luca è stato eletto anche lui al primo turno a Taormina con il 63,5% dei voti, sbaragliando gli altri avversari. E De Luca mi sente, perché io non ho sentito la sua voce? Sì, io vi sento. Ah, bene. Qui c'è il nuovo sindaco di Catania, il sindaco Trantino. Tanto auguri al mio collega. Ecco, le fai i complimenti. Auguri a te, Cateno. C'è uno scambio cavalleresco di auguri e di complimenti. Le volevo chiedere questo, Luca. Lei ha detto: sono sindaco grazie a mio figlio,
Che significato ha questa cosa? Grazie a suo figlio. È bello questo, ma che vuol dire? Guardi, io dopo che ho avuto la possibilità di andare all'aldilà e ritornare il 25 ottobre scorso, i miei medici mi avevano consigliato di vivere qualche vita in meno in contemporanea, perché siamo tutti che faccio troppe cose in contemporanea, quindi avevo anche uno stato psicofisico non del tutto eccellente e avevo preso la decisione, tra le varie cose, di non candidarmi a Taormina. E un colloquio con mio figlio che ha 18 anni, devo dire che è stato talmente maturo e lucido nella sua anche disamina, che mi ha fatto realmente riflettere e cambiare idea sulla candidatura. Ora ho quindi poi capito. ho deciso di candidarmi. Ora ho capito benissimo, quindi sarà gratissimo a suo figlio, è andato oltre le sue aspettative. Questo 63,5 è più forte di tutto, no? O se l'aspettava? Ma io martedì scorso, in un confronto con i colleghi giornalisti di Taormina, avevo scritto in una busta chiusa l'esito e avevo scritto che avrei vinto con il 60%. Infatti ieri hanno aperto queste buste e c'era scritto che io avrei preso il 60%, essendo cosciente il 30% e gli altri 10%. Quindi è andato persino oltre i 3 punti e mezzo. È vero che ha telefonato alla sua mamma, ma questa è la sua quarta sindacatura, non è un debuttante lei, è stato sindaco a Fiume di Nisi, a Santa Teresa Riva, a Messina e ora a Taormina, quindi Trantino mi deve ringraziare che non mi sono candidato a Catania, perché probabilmente avrei dato filo da torcere, quindi Trantino sorride. Io però no, altro. E allora la rimandiamo a un'altra occasione. Ma sua mamma che cosa ha detto la mamma? Allora, mia madre ovviamente è contenta e preoccupata dall'altro lato, come ogni mamma, perché vede che io comunque nelle campagne elettorali ci metto tutto me stesso. Era felice, spero di poter portare all'insediamento a Taormina anche mio padre, che purtroppo è sulla sedia a rotelle da 3 anni perché ha avuto un'ischemia, e ci tengo molto perché per me noi facciamo parte di una cultura contadina e certi valori sono veramente sacri, vedere un figlio di contadini che riesce ad affermarsi, per loro è ovvio che è un momento di grande orgoglio. Certo, grande soddisfazione, comprensibilissima. Le faccio una domanda, poi tornerò a parlare con il sindaco Trantino, lo lasceremo libero perché naturalmente ha moltissime cose da fare appena eletto. Lei, De Luca, ha detto sono in trincea, ma come? Ha vinto con una percentuale così alta, al 63%, si sente in trincea. Qual è il problema suo? Bolognari, che è della sinistra però ha avuto l'appoggio dei Fratelli d'Italia? Ma al di là di questa, insalata politica, dove tutto l'atto costituzionale, compreso 5 Stelle, si è schierato contro di me a Taormina, no, io ho detto un concetto diverso dei sindaci, e vale ovviamente anche per Trantino. I sindaci sono statisti di trincea, e questo vale per tutti i sindaci, anche per Trantino ovviamente, cioè il ruolo istituzionale che hanno, perché noi scontiamo anche quelli che sono gli errori che si consumano sulle nostre teste, sia nel Parlamento siciliano che nazionale. Quindi dico a Trantino, benvenuto tra gli statisti di frontiera. Ah, e chi sono questi qua? E tutti i sindaci. Sono i sindaci. Tutti i sindaci, perfetto. Tutti. Perfetto, sia pure con noi. Adesso salutiamo con un'ultima domanda il nostro sindaco che ci ha dato questo privilegio di averlo subito al primo giorno. Abbiamo parlato di giovani, abbiamo parlato di esercito, abbiamo parlato di vigili da rafforzare, abbiamo parlato di soldi naturalmente. Ecco, quale altro tema? Ce ne sono tantissimi, la monnezza, come si dice a Roma, il lavoro, i trasporti pubblici, il traffico. Qual è il tema su cui lei si sente di impegnare, oltre questi 4 nei primi giorni? Io subito, oggi pomeriggio stesso, ho convocato, seppur informalmente, visto che non c'è la proclamazione, alcuni tecnici del Comune, alcuni dirigenti del Comune, per conoscere lo stato dell'arte sui fondi del PNRR,
perché, come lo stesso Cateno De Luca sa, non possiamo indugiare un attimo solo, abbiamo un cronoprogramma molto stretto impostoci dal Ministero delle Finanze e dal Ministero degli Interni e devo verificare, ho l'obbligo di verificare se lo stiamo rispettando ed eventualmente prendere in considerazione dei correttivi perché venga rispettato. Non possiamo permetterci di perdere un solo euro. Perché lì ci sono soldi che altrimenti si rischia di non spendere, sì. così? Assolutamente sì, perfetto. Dove andrebbero questi? Perché verrebbero restituiti, lasciando però una condizione di indebitamento per le prossime generazioni. Quindi è un rischio troppo grave. Quindi io non so, come ha detto Cateno, se sono uno statista, ma sicuramente sono in trincea. È in trincea pure lui. 2 sindaci in trincea. Grazie sindaco. Grazie a voi. Lo lasceremo tranquillo fra poco, però intanto restiamo in collegamento con Cateno De Luca, che è in trincea e continua a dire di volere fare però il sindaco di Sicilia. Ma come sarebbe, scusi? Non ho capito. Lei è sindaco 4 volte, e 4ª volta a Taormina vuole fare il sindaco di Sicilia. Guardate, il mio sogno è sempre stato uno ed è uno. Io voglio completare la mia carriera politica facendo il presidente della regione siciliana e quindi il sindaco di Sicilia. Nel frattempo mi continuo a tenere allenato in una comunità complessa come Taormina, che è stata dichiarata fallita sotto il profilo economico-finanziario. Taormina è in dissesto nonostante le grandi potenzialità. Come dico sempre, purtroppo è il simbolo dello stupro politico. E lì sono andato per cercare di riscattare questa comunità. Nel frattempo tengo i miei muscoli allenati per arrivare alla prossima occasione a fare il sindaco di Sicilia. Bene, evviva, glielo auguriamo, in bocca al lupo. Vuole fare un saluto al sindaco Trentino, che poi a sua volta ricambierà con un suggerimento, sì. un saluto, una strizzatina d'occhio, come volete. De Luca a Trentino. Solo una battuta, ma che lui sa bene anche il senso di quel che dico. Catania ha bisogno di essere amministrata. Questo mi permetto di dire. Partendo da quelli che sono i servizi di base. Poi ovviamente si vola altro. Ma quello che manca a Catania, ma come nella maggior parte dei comuni, è quell'amore e dedizione per le piccole cose che sono quelle che poi rendono un contatto forte nuovamente tra il cittadino e il palazzo municipale. Solo questa riflessione mi consegno. Sindaco Trentino, vuole commentare oppure lo prende e basta? No, mi sto preoccupando per la sintonia al 100% che sto registrando con Cateno, quindi io ho detto che svolgerò la mia attività impegnandomi nell'amministrazione e non pensando alla politica, perché questo è il segreto per governare bene un territorio, per governare bene una città. Non ci devono essere ricerche di posizionamenti, di conquiste elettorali, assolutamente no, altrimenti avrei tradito il mio impegno prima ancora di cominciare. Un consiglio a De Luca o un saluto? Come ritiene di farlo? No, io mi sono sempre chiesto per qual motivo Taormina vada con Trappitello. Questo è stato sempre un mistero che non ho mai ben compreso, perché c'è un divario. Cioè, se uno vede White Lotus, la famosa serie televisiva che ha portato agli albori della cronaca, agli onori della cronaca Taormina, è chiaro che è un'altra realtà rispetto a quell'altra parte di Taormina. Ma è un animale politico Cateno De Luca e quindi saprà sicuramente come cimentarsi. È molto benevolo nei suoi confronti De Luca, il sindaco di Catania è molto benevolo. La ringraziamo moltissimo per essere stato con noi, complimenti ancora. Grazie a voi tutti. Che è il segno della vittoria? No, assolutamente, è la prima cravatta che ho trovato oggi da mettere. Grazie, buon lavoro davvero. Grazie. Buon lavoro anche a lei De Luca, grazie. Complimenti a entrambi per essere stati al primo turno vittoriosi. Tra poco parleremo invece di una vicenda delicata e difficoltosa che riguarda i lavoratori dell'AMAP a Palermo. State con noi, buongiorno Sicilia. 8:33:50, buongiorno Sicilia. Abbiamo incontrato i nuovi sindaci, invece in altre città ci sono situazioni un po' più complicate. Siamo a Palermo con Marco Gullà, dirigenti sindacali, che ci presenterà Marco fra pochissimo. Dobbiamo parlare dell'AMAP, la stiamo seguendo giorno dopo giorno. C'è stato un sequestro da parte della Corte europea da 20 milioni di euro e questo naturalmente ha gettato
gettato nel panico i dipendenti e i lavoratori dell'azienda municipalizzata di Palermo dell'acqua potabile. Perché? Perché il primo risultato è stato il blocco degli stipendi e di conseguenza i lavoratori nel panico. A te Marco, continua tu. Sì, buongiorno Michele, buongiorno a tutti. Io sono in compagnia, come hai detto prima tu, di chi in questo momento sta seguendo questa delicata vicenda. Al mio fianco Maurizio Terrani della Wiltec, mentre qui accanto abbiamo Calogero Guzzetta della CGIL, poi ci darà insomma la sigla precisa lo stesso Guzzetta. Intanto partiamo proprio con Maurizio Terrani. Michele Cucuzza poc'anzi ha fatto una sorta di breve disamina di questa delicata situazione. Ci sono due nodi abbastanza delicati e importanti. Uno riguarda gli stipendi dei lavoratori che non sono ancora arrivati, il secondo è che insomma, i disagi potrebbero espandersi trasmettersi verso la cittadinanza, verso 47 comuni che l'AMAP ovviamente fornisce. Sì, l'aggressione ai conti correnti ha procurato intanto in prima battuta il blocco del pagamento degli stipendi, ma cosa altrettanto grave è la possibilità di fermare il servizio idrico integrato nei 47 comuni di Palermo, perché l'aggressione ai conti non ha permesso e non può permettere all'AMAP di operare con i conti correnti e di conseguenza far fronte a quelle che sono le esigenze gestionali, mettiamo fornitori, acquisti e tutta quella che è la gestione quotidiana dell'azienda. Una situazione abbastanza particolare. Poc'anzi parlavamo anche con i due sindacalisti e non è mai successa una cosa del genere. Non è mai successa una cosa del genere, ma soprattutto c'è una situazione con questi stipendi al momento congelati che ha messo in allarme, in stato di agitazione, 700 lavoratori. Calogero Guzzetta, sigla sindacale. Filctem CGIL Palermo. È chiaro che quando non si percepisce lo stipendio per gente che di stipendio vive, il problema è significativo. È ancora più significativo il fatto che non c'è al momento alcuna certezza su quando si sbloccherà questa vicenda, per cui quello che ci preme è che le soluzioni che sono state individuate e proposte ieri al tavolo in presenza del prefetto e del socio di maggioranza rappresentato dalla vice sindaco Varchi vengano immediatamente portate innanzi alla procura, sperando che la procura ritenga di poter accettare una proposta nella quale è impensabile che ci debba essere un blocco dei conti correnti. Semmai accettare la proposta, che è quella che poi anche noi abbiamo condiviso ieri al tavolo, che è quella di ribaltare su beni immobili e su crediti esigibili dell'AMAP quella cifra che la magistratura ha ritenuto di dover sequestrare in via preventiva. Questo potrebbe rappresentare uno sblocco della situazione che rasserenerebbe non solo le 700 famiglie facenti capo ai dipendenti di AMAP, ma anche le cittadinanze di cui parlavi prima. Appunto, allora ne vorrei approfittare, Michele, se mi consente ancora un'altra domanda a Maurizio Terrani. Abbiamo parlato degli stipendi dei lavoratori, ovviamente è una situazione abbastanza delicata quella lì, ma c'è un rischio, Maurizio, che i 47 comuni che comunque vengono serviti dall'AMAP, ma soprattutto in questo caso anche la città di Palermo, possa avere dei disagi nelle prossime settimane, insomma possa mancare l'acqua in determinati quartieri? Assolutamente sì, e non è solo il problema di acqua, ma è il problema della depurazione, della fognatura. Consideriamo che noi forniamo gli ospedali, le case di cura, ci avviciniamo a un disastro se non ci sarà un'evoluzione da qui a breve, non solo di carattere socio-economico ma anche ambientale, e io spero che si possa scongiurare tutto questo confidando nell'alta sensibilità che già abbiamo riscontrato ieri in prefettura. Faccio un appello alle istituzioni tutte interessate affinché possano immediatamente scongelare quella che è la situazione del blocco dei conti correnti. Cosa filtra al momento in azienda? Voi sentite i lavoratori, le loro preoccupazioni. Ieri c'è stato un sit-in proprio davanti alla prefettura, probabilmente nei prossimi giorni vedremo, sicuramente ne saranno organizzati altri se la situazione non tornerà alla normalità, ma i lavoratori cosa vi dicono in questo momento?
Ma i lavoratori sono molto preoccupati, come è evidente. Noi abbiamo, nonostante le rassicurazioni che ci sono state fornite al tavolo, noi abbiamo mantenuto lo stato di agitazione e sicuramente ci faremo interpreti del malessere, di quello stato di incertezza che mette in fibrillazione tutti i lavoratori. Vedete, chi vive di stipendio si organizza la vita sapendo che tale giorno arriverà lo stipendio e quindi l'indomani si paga la rata del mutuo, si paga la finanziaria, si fa fronte a una serie di spese strutturali che ogni famiglia ha. Saltare uno stipendio per molti è un grande e grave problema, quindi noi come rappresentanti dei lavoratori non possiamo fare altro che sposare, diciamo, la loro preoccupazione, mettere in campo e programmare fin d'ora, in assenza di risposte, qualunque iniziativa che possa tutelare la loro serenità e la serenità delle loro famiglie. Marco, qual è l'atteggiamento dell'azienda in questo momento, di fronte anche alle iniziative e alle proteste dei sindacati? L'azienda che ci risulta sta collaborando con le istituzioni per quello che può essere utile, lo diceva il collega poc'anzi, che stanno cercando di fornire soluzioni alternative a quella che è il sequestro dei conti correnti, mettendo davanti i beni della società. Per cui su questo, fino a questo momento, non abbiamo altri elementi. Calogero. L'azienda, insomma, in questo momento che immagine, ma soprattutto che segnali sta dando, visto che nel giro di pochi giorni si è ritrovata, insomma, in un turbinio di crisi? Beh, noi intanto sappiamo che l'azienda ha presentato una richiesta di riesame al Tribunale, che però ha dei tempi incompatibili con quella situazione stipendiale di cui parlavamo poco fa. È chiaro che loro faranno tutti i passaggi per difendersi. Io di natura sono un garantista, nel senso che aver indagato i vertici di AMAP non significa che già debbano essere ritenuti condannati. Ci saranno le indagini che continueranno, ci sarà un processo che avrà 3 gradi di giudizio, quindi fino ad allora noi non sappiamo se chi sta dirigendo l'azienda o chi l'ha diretta abbia effettivamente commesso queste illegittimità che gli vengono contestate. Certo è che si è creato un cortocircuito che è inammissibile, perché stoppare del tutto l'attività di un'azienda che fornisce un servizio pubblico essenziale in via preventiva, benché noi siamo molto rispettosi della magistratura e delle indagini in corso, ci sembra insomma, che sia stato colpito l'obiettivo sbagliato, perché se tu vuoi addebitare responsabilità a chi l'azienda l'ha gestita in un modo sbagliato, non puoi penalizzare né i lavoratori né tantomeno i cittadini che di questa situazione non hanno alcuna colpa, alcuna responsabilità. Quindi l'azienda sta facendo quello che deve per dimostrare, parlo del management ovviamente, per dimostrare la sua estraneità ai fatti contestatili, ma indipendentemente da questo c'è un percorso che deve mettere in sicurezza l'azienda, perché il servizio idrico e il servizio di depurazione non possono aspettare i tempi dei processi. Assolutamente. Bene, allora sperando che naturalmente la situazione possa evolvere in senso positivo per i lavoratori, soprattutto che si sblocchino i conti correnti per poter pagare gli stipendi innanzitutto e poi che si trovi naturalmente una soluzione definitiva alla vicenda. Ringraziamo il collega Gollà con Maurizio Terrani e Calogero Guzzetta per essere stati con noi. Vi facciamo mille in bocca al lupo per il futuro dei 700 dipendenti e delle loro famiglie. Adesso tiriamo un po' un sospiro così di risatina, facciamoci 2 risatine con il premio di Insieme. Buonasera e ben trovati a questa edizione straordinaria del TG0 per darvi conto di quello che sta accadendo in queste ore. Siamo già in collegamento e diamo subito la linea al nostro inviato Riccardo Sisa, che si trova sul posto e ci potrà spiegare cosa è avvenuto precisamente, qual è la situazione in questo momento, quanto dobbiamo ancora aspettare, chi ha causato l'incidente, dove si trovano adesso le persone, quanti dopo la vicenda sono salvi, cosa accadrà nelle prossime
prossime ore qualche informazione dettagliata, ogni tipo di ipotesi attendibile, tutti i possibili colpevoli, come sono riusciti ad incastrarli, chi è al corrente del fatto, quando si avrà notizie più certe, perché la situazione è bloccata, cosa sta succedendo in diretta, cosa ci dicono gli esperti, e quanti sono coinvolti, e quando ancora noi dobbiamo aspettare per sapere cosa sta succedendo in diretta, cosa ci dicono gli esperti, e quanti sono coinvolti, ma soprattutto che dice il PD, il PD si schiera a destra, vai con la mano, il PD si schiera a destra. E il movimento è sexy, lasciati andare, e il movimento è sexy, vai, cambia la legislatura, esatto, cambia la legislatura, no, che sta facendo questo? Così, sexy, così, esatto, il movimento è sexy, allora così, vai, libanesi e Afghanistan, attenzione tra la NATO, gli uomini, tra la NATO, c'è tensione con la Russia, capi? La Russia con le donne, così le donne. Allora gli uomini, vai, attenzione tra la NATO, esatto, tra la NATO, pure tu, esatto, tra la NATO, bravissimo. Le donne, c'è tensione con la Russia, esatto, no, pure tu, bravissimo, bomba, che succede? Bomba, allora, 1, 2, 10, cosa? Diretta, cosa ci dicono gli esperti, e quanti sono coinvolti, e quando ancora noi dobbiamo aspettare per sapere cosa, vai, sta succedendo in diretta, cosa ci dicono gli esperti, e quanti sono coinvolti, ma soprattutto che dice il PD in piedi, il PD si schiera a destra, esatto, il PD si speculari, il movimento è sexy, lasciati andare, alzati, lascia stare, cambia la legislatura a sinistra, esatto, cambia la legislatura a sinistra, e il movimento è sexy, non ci pensare, lasciati andare, esatto, è sexy, allora libanesi e Afghanistan, così vedi, allora, attenzione tra la NATO, gli uomini avanti, scavalca, esatto, c'è tensione con la Russia, lasciati andare con la Russia, per fare gli uomini indietro, attenzione tra la NATO, esatto, scavalca, esatto, scavalca, c'è tensione con la Russia, fammi vedere, è bravissima, cosa succede? Bomba, ci siamo tutti in piedi per il gran finale, vai, cosa sta succedendo in diretta, cosa ci dicono pure i bambini, vai, quanti sono coinvolti, e quando ancora noi dobbiamo aspettare per sapere che queste sono le ultime notizie. Noi ci risentiamo per il prossimo aggiornamento. Da TG0 è tutto, grazie e una buona serata. Noi invece ci rivediamo questa sera alle 21:30. Emanuele, altre notizie dai quotidiani? In quello stile le diciamo oppure usiamo il nostro? Come preferisci? Allora, no, preferiamo il nostro. Il lavoro addio se non nobilita. Allora, questo lo dice oggi il Corriere della Sera, perché c'è un boom di dimissioni volontarie, una crisi di generazione Z e millennials, più giovani, diciamo, sì, gli under 40, diciamo, si licenziano per coscienza e per il clima. Lo studio su lavoratori inglesi e americani, 1 su 3 ha lasciato per conflitti etici. Dopo il Covid sono state riviste le priorità della vita, c'è paura appunto del futuro, e quindi quando qualcosa anche il lavoro stesso, che prima era una sicurezza che non si toccava, invece adesso c'è stato un nuovo modo per rivederlo, quindi nuova ondata di dimissioni volontarie. Il 45-51%, circa la metà dei dipendenti, afferma che prenderebbe in considerazione l'idea di dimettersi dal proprio lavoro se i valori dell'azienda non fossero in linea con i propri. Qua siamo su dati americani e inglesi. Poi ti faccio vedere anche questa notizia, siamo sempre sul Corriere, perché Papa Francesco ha premiato il nostro presidente Mattarella. La motivazione è questa: un maestro di responsabilità. L'onorificenza dedicata a Paolo VI, il capo dello Stato, ha detto: devolverò tutto all'Emilia Romagna. Qui vediamo l'incontro tra il Papa e il presidente Mattarella. Poi c'è anche un'altra notizia che arriva dall'Inghilterra, perché a noi piace un po' conoscere i fatti della famiglia reale. Fallisce
l'azienda dei genitori di Kate Middleton, ascesa e declino dei consuoceri del re. Producevano accessori per compleanni ed eventi di corte rovinati dalla pandemia. Ecco che torniamo a parlare appunto di pandemia, degli effetti negativi che ha avuto sia da un punto di vista economico ma anche psicologico per quanto riguarda il lavoro. Io con questo ho concluso, diciamo, come notizia Bene. un po' più leggera. Allora, 30 maggio di qualche anno fa, accade oggi, è il 30, giusto? Non sbagliato? Oggi è il 30. Perfetto. 30 maggio 1431, a Rouen in Francia, la 19enne Giovanna d'Arco viene bruciata sul rogo. 30 maggio 1806, Andrew Jackson, settimo presidente degli Stati Uniti, uccide un uomo in duello, pensate, perché aveva accusato la moglie di bigamia. E siccome lui per vendicarsi, tac. 30 maggio 1868, Stati Uniti, viene celebrata per la prima volta il Memorial Day, cioè il giorno in cui si commemorano tutti i soldati in guerra. 30 maggio del 1879, Gilmore's Garden viene ribattezzato Madison Square Garden, che è quell'edificio lì a New York, che viene aperto al pubblico. 1902, la Maddalena a Sassari, nasceva Giuseppina Proietto, la nonnina d'Italia che ha vissuto 116 anni, beata lei. 1911, 30 maggio, si corre la prima 500 miglia, vince Ray Harron. 30 maggio del 22 a Washington viene inaugurato il Lincoln Memorial. Nel 39 esce il numero 27 della rivista a fumetti Detective Comics e appare per la prima volta Batman. Pensate, Batman è del 39. 30 maggio del 56 ad Aosta nasce Piero Chiambretti, che salutiamo, a cui facciamo gli auguri. 30 maggio del 56, di nuovo, a Firenze nasce il giornalista, conduttore televisivo e politico, che purtroppo ci ha lasciato così giovanissimo, David Sassoli. Poi 30 maggio del 1964 a New York nasce il chitarrista e compositore Tom Morello. 30 maggio 98 in Afghanistan un terremoto di magnitudo 6.7 fa 5.000 morti. Il 30 maggio del 75 ad Atlanta nasce il cantautore e rapper CeeLo Green e vi lasciamo con il suo impronunciabile in inglese, si può dire fuck you. Ma allora, ci vediamo domani, grazie, buona giornata, buongiorno Sicilia. Buongiorno.